Giovedì 18 settembre si è aperta, con il Gran Galà, la 15ª edizione della Festa del Riso del Delta, un evento che ha saputo unire gusto, eleganza e tradizione, accendendo i riflettori sul prodotto simbolo del territorio. La serata inaugurale ha visto la partecipazione di autorità, istituzioni e cittadini, accolti dall'intrattenimento di Delta Radio. L'importanza di eventi come questi? È importante perché mette Prototolle naturalmente al centro con la sua festa del riso, tra l'altro questa sera è al centro di quelli che sono gli avvenimenti regionali non solo. Da sempre Prototolle cerca attraverso le sue eccellenze legate al mondo dell'agricoltura e della pesca di ritagliarsi dei posti di valore all'interno del panorama nazionale e non solo, e credo che questa sia una delle dimostrazioni più importanti che da questa sera, ma soprattutto fino a domenica, dà naturalmente al territorio nella sua rilevanza. Per noi è una serata importantissima, ma importantissima perché significa una forte connotazione di storia, di tradizione, di identità, ma diamo anche un forte sguardo al futuro, perché per noi la festa del riso deve essere fondamentalmente anche promozione territoriale. Ci allarghiamo sempre di più, nel senso che ogni anno la promozione si spinge oltre, diremo, quello che è il confine del Delta, e gli avventori arrivano da più parti, da tutto il Veneto, dall'Emilia Romagna, quindi il richiamo è forte. E soprattutto quello che ci viene ormai richiesto non è solo la presenza allo stand, che è importantissima, ma è la visitazione del territorio. L'importanza di queste serate è assaporare i prodotti tipici di questo territorio straordinario che è il Delta del Po, e non poteva mancare un prodotto principe che è il riso, principe di questo territorio, ma anche il re della tavola. Per i produttori e gli agricoltori è sempre più difficile produrre a prezzi convenienti. È un grande sacrificio che va riconosciuto ai risicultori questa sera, agli agricoltori, ma se noi sapremo apprezzare e valorizzare i nostri prodotti avremo dei benefici. Oggi, stasera, siamo alla festa del riso di questa grande eccellenza che verrà abbinata ad altre eccellenze del nostro territorio, che è l'ostrica rosa, piuttosto che la vongola vorace, piuttosto che la cozza d'otto. Oggi noi celebriamo con la 6ª edizione del Galà e con la 15ª della Festa del Riso tutte le nostre produzioni, le nostre eccellenze, ma soprattutto l'impegno, il lavoro, la cultura, l'identità e la tradizione di un popolo che è quello polesano. La cosa più bella che possiamo dire oggi è la consapevolezza che si è creata in questi ultimi anni. Questo qua è un evento che la conferma e che mette sulla tavola, proprio perché siamo a un Galà del riso, mette sulla tavola quelle che sono le prelibatezze, ma soprattutto le eccellenze del Delta del Po. Dall'ostrica rosa fino al riso, che è il tema principale stasera, ma ritorno a dire che l'ingrediente maggiore, quello che a volte manca, ma in questo caso dà soddisfazione, è proprio la consapevolezza di un territorio che può fare quel salto di qualità che oggi serve, perché per essere competitivi a livello internazionale oggi dobbiamo veramente correre su tanti fronti. Quanto ci manca la comunicazione secondo lei e quanto possiamo fare per far questo? Allora, la comunicazione è sempre un punto focale, soprattutto adesso nel 2025, credo che non si possa fare a meno di trovare il modo di divulgare le nostre realtà e soprattutto un'eccellenza come quella del riso del Delta. Filiera corta, il lavoro della compenetrazione di mani, suolo e il lavoro della nostra gente. La promozione, allora questa festa c'è da 15 anni, quindi di fatto è ormai una tradizione, nata grazie all'allora assessore all'agricoltura Roberto Pizzoli, adesso sindaco di Prototolle, quindi se siamo arrivati a 15 anni, dopo 15 anni a questo momento significa che la tradizione è stata sufficientemente divulgata. Cerchiamo di farlo ancora di più assieme e credo che le istituzioni, dalle locali alle regionali, perché no, quelle statali, possano fare il proprio lavoro.